Iniziano i festeggiamenti in onore di San Vincenzo, 3 giorni di iniziative interessanti. Si è partiti ieri sera nella sala del Palazzo Principe di Aragona da 2 giorni di cultura e storia, con il patto di amicizia tra le città di Aragona e di Comiso, che si concluderanno sabato 7 settembre con un giro del Palazzo Principe. Una bella manifestazione organizzata dal presidente e professore della Fondazione Eleuteria, Giuseppe Seminerio, che abbiamo intervistato, e dai due sindaci di Comiso e Aragona, che oggi firmeranno il patto di amicizia. Un ringraziamento particolare a Giuseppe Seminerio, presidente della Fondazione Eleuteria, che ha fortemente voluto questo evento. Un grazie alla dottoressa Marisolli Burgionaselli per essere qua con noi e per aver accettato l'invito. Un grazie all'amministrazione comunale di Comiso. Oggi è una giornata importante, saranno 3 giorni intensi di questo patto d'amicizia tra Aragona e Comiso, accomunati proprio dalla famiglia Naselli, che sono stati fondatori sia di Aragona che di Comiso. Ecco, trasferire a futura memoria, diciamo ai giovani, quella che è la storia del proprio paese sin dalle proprie origini è una cosa importantissima. Per noi il suo stimolo, la voglia di curare nei minimi dettagli questo evento è stata assolutamente da guida in queste settimane, ma credo anche insomma, nei mesi e negli anni trascorsi, perché questo è un percorso che parte da lontano. Noi veniamo da Comiso, lo facciamo e lo faccio oggi assieme alla massima rappresentanza del nostro ufficio turistico, la dirigente, la dottoressa Cassibba, assieme alla responsabile, all'anima del nostro ufficio turistico che è la signora Cassarino, che quotidianamente insomma, cercano di dare un risvolto turistico a delle terre che, ce lo diciamo tante volte, dovrebbero vivere di questo, ma che non sempre purtroppo riescono a farlo. Tocchiamo con mano le difficoltà e probabilmente anche il fatto che un po' tutti, tanto ad Aragona quanto a Comiso, paghiamo anche un'incapacità pregressa di riuscire a programmare, di riuscire a progettare bene. Ma credo che sia arrivato un po' per tutti il momento realmente di cercare di cambiare rotta. Ho accettato di buon grado semplicemente perché in fondo Aragona fa parte della storia della mia famiglia. Tra l'altro ringrazio veramente il presidente della Fondazione Principe d'Aragona, la professoressa Giacco, che mi permette addirittura di pernottare qui in questo palazzo dove hanno dormito i miei antenati. Questo evento che diciamo suggella l'amicizia tra Comiso e Aragona, ma per me in particolare è un'emozione grande venire ad Aragona, che sono venuta qui diverse volte sin da quando ero bambina e ho avuto anche modo di portare mio figlio e sono felice per questo. Ho conosciuto Don Angelo e mi ha fatto molto piacere conoscerlo e che dire, passeremo 3 giorni insieme e grazie ancora per tutto.